Intende che la terza persona esiste sempre quando un rapporto si deve consolidare. Allora per questo vi leggerò delle poesie che trattano d'amore. Si tratta di un amore a tre, quindi ci saranno delle cose da capire che probabilmente si sottintendono e devono essere anche spiegate. Io non voglio tediarvi con le spiegazioni di ogni poesia, quindi ve le leggo e basta. Scelgo a caso. Eccomi in silenzio, per ordine di chi? Ovvio, chi che sia un modo lassista per lasciare correre il passato, che in pentola è stato un minestrone. Lei non è ciò per cui si mostra in foto, che non sono di verità ma di aspettativa. Spettacolare il sogno di sembianza, che non è per autorevolezza. Spaventato lo so, dico tanta bellezza, incontro la mia Podesta. Podesto è entrato musica d'altri tempi, spingi il pedale a tavoletta, cattedra. Lo so, è difficile, particolare da capire, ma se iniziate il libro poi vedrete che entrate nella chiave di lettura e non avete più problemi di leggerlo. Il più delle volte bisogna dare spiegazioni con sinonimi alle mie parole, perché non sono comprensibili subito a tutti, non è così facile per tutti. Qualcosa che mi sembra di consuetudine. Egli, eccolo, che si presta nel mentre dilani alla preda. Boccone amaro, come una verna, mi scelgono, con tanta astuzia è indispensabile, per un pronostico tutto di coerenza, coesione, da parte di tutti, perché non sanno il segreto, l'attrazione verso di sé, l'appoggio è l'insolita preghiera. Io costrutta mi pento del mio volgere il capo verso un apostrofo tolto. Eccoci. Io Si sente? Sentite bene? il microfono ho sempre regolato, ma al bastone di Mari il poeta si può gestire come vuole per quello. E diglielo che parli di me e non di chi che sia. Dimmi se è vero e codesta si intona. Dove sparisce l'uguaglianza di codella che persevera? Sono eccoci. Dove ristoro trema, coraggio infonde a te. Devi appartenere a una soltanto. Chi che sia questa, l'invocata di notte, sono io che hai trovato, perché mi chiedo, chiamo anche se te potrai farti sentire. Senti se senti, godiamo dell'avvenimento. Oggi è il giorno della grande affermazione. Noi consueti, prendi il tram. Grazie mille.